Piazza Stazione è un infopoint che Girgenti Acque ha aperto per venire incontro alle esigenze dell'utenza e non recarsi presso la zona industriale. Ne parliamo con l'ingegnere Marisa Macaluso. L'Infopoint è stato attivato già circa un mese da Girgenti Acque, è un punto che avvicina sempre più il gestore agli utenti, si trova proprio al centro della città in maniera tale che anche gli utenti con i mezzi pubblici, anche chi viene da fuori, riesce a raggiungere più facilmente la società, il gestore, per poter fare tutte le pratiche. Abbiamo cominciato con informazioni e pagamenti, oggi gli utenti ci stanno sempre più chiedendo di rafforzare lo sportello, di poter espletare tutte le pratiche, quindi dai nuovi allacciamenti, dalle volture, subentri, e poter fare anche tutte le pratiche che sono necessarie per una corretta e regolare amministrazione del rapporto con Girgenti Acque. Ecco, gli orari di apertura di questo Infopoint? Gli orari di apertura sono 6 giorni alla settimana, anche per questo, per dare un maggiore punto di contatto, sono aperti anche il sabato, sono aperti dalle 8:30 alle 13 e poi dalle 15:30 fino alle 17:45. Ma qualora l'utenza ci dovesse richiedere un maggior contatto, ecco, saremo pronti ad estendere anche gli orari. Voi in atto state attuando una campagna per il risparmio dell'acqua, come mai questa decisione? La decisione nasce da quello che ormai da tempo il gestore sta acclarando, cioè vediamo che le scarse piogge stanno portando a una minore risorsa idrica negli invasi, arriva meno acqua ai serbatoi comunali e quindi abbiamo meno acqua da poter distribuire. E allora, al di là di tutti i lavori che stiamo facendo per riefficientare i pozzi, stiamo chiedendo sempre con maggiore forza, ecco, i lavori che si avviano, i lavori per il rifacimento delle reti idriche che ormai sono con l'Abrodo e che quindi porterebbero a un grande risparmio di acqua. Ecco, ci appelliamo anche al senso di responsabilità che hanno gli utenti di Agrigento, che già è un senso di responsabilità noto, storico negli anni, perché l'utente di Agrigento ha sempre risparmiato l'acqua, però magari le nuove generazioni che si sono trovati con una nuova realtà rispetto a quella dei padri vanno maggiormente sensibilizzate al risparmio della risorsa, soprattutto in periodi in cui la siccità è ormai la fa da padrona. Qual è l'obiettivo di questo Infopoint? L'Infopoint è nato proprio con l'obiettivo di dare maggiori informazioni all'utenza, anche informazioni oltre alle pratiche amministrative, anche su come gli stessi utenti possono prelevare le informazioni dal sito internet. Già l'azienda da anni ha creato un sito molto interattivo, per cui l'utente, diciamo, digitalmente evoluto anche da casa può utilizzare, può avere rapporti direttamente con il gestore. Quegli utenti che ancora non sanno farlo, l'Infopoint ha del personale preposto proprio per dare, aiutare e informare l'utente su come si utilizzano i sistemi interattivi.